Io non parlo, il marito prima. Però che doveria saperle? Perché il bastone? Ciao. Mi hanno faccio Beppe Carletti dei Nomadi. Sì, E qui con la danza solo da noi, dai, dai, televisione. dai, foto, Marisa vieni qua con noi, Dai, ti fai padre Pio. io vagabondo. Dai, girate Franco. Lo facciamo io, Tiratelo la manetta. sindaco intorno io vagabondo. Girate, che fai la fotografia, no? Vai Giuseppe, vagabondo. Abbia pazienza, Pronti? Aspetta, vai. Vai Damiano. Ma ci sono la I ruderi con questi tipici mattoncini a cemento dell'antichità romana, questi sono i ruderi delle terme di Diocleziano, che erano le terme più grandi di Roma. Cioè 10.000 persone. E questo colle si chiama il colle di due cupole. Questo è il divieto di Santa Maria Maggiore, che è là che distrussero il Tempio di Gerusalemme e tornarono con un bottino abbastanza, diciamo, abbondante e con tanti schiavi, e quindi questi schiavi vennero utilizzati per la costruzione del Colosseo. Questa è la parte meglio conservata. Vai.
Petito. Allora, Buon appetito. grazie. Ma è ancora qua che la gira sta cristiana. No, ma prima dici a Ma l'ha trovata? piano. Passa la mano. Non avete possibilità, ma ve lo dirò domani, di andare verso San Pietro con un'attenzione con quella pettina di vino di arrivare verso il vostro pullman. Cercate di fare attenzione, rifate la strada che avete fatto. Fate attenzione, perché se andate dalla parte al punto che io vi indicherò, io sarò là, vi aspetto là, perché a partire dalle 10 meno un quarto noi inizieremo ad accedere per andare al portone di bronzo, uno alla volta. È probabile, no, è per le 2:30 e voi alle 2:30 dovete partire, perché se no io non so come fare. Così Viene porta con no, perché se no ve li sequestrano e li gettano. Non si sta a discutere, li metterete nel bus che sarà poi il vostro bus. Ci avviciniamo un attimo per Eccola. Dopo te lo vai in concessionaria, papà. Per tutti. tutti? Sì. Come no? Michela, ci sei? È il vescovo? Dove glielo? Là. Guardalo là. Allora, intanto ben arrivati e buongiorno a tutti, il gruppo si è compattato. Buongiorno. Ai tempi ristretti. Chi è che fa la predica? Chi fa la messa, cioè il vescovo.
Tutti qua. Ragazzi. Perfetto. Bravo, grazie.